Amici di Sportisiri, buon pomeriggio, buona Epifania da Francesco Cammuca, ben trovati al campo di Villa Sant'Alfonso di fronte Panormus e Vis Palermo, prima giornata del girone di ritorno del 2024 del girone A del campionato Elite allievi Under 17, che andrà verso l'area di rigore, anche perché non è lontana, battuta addirittura sul secondo palo, colpo di testa e la parata sul tentativo aereo, secondo ammonito in casa Vis Palermo dopo Arena. Fischia l'arbitro, riprende il gioco, boatta con le mani, praticamente una punizione con le mani, colpo di testa, la palla smanacciata fuori e poi allontanata, ci è andato vicino Provenza. Moie fermato dalla Motta, poi ancora alimenta l'azione la Vis con questo lancio, Provenza. Qui a vuoto il numero 6, la Corte, dribbla la Motta, ancora la Corte, palla per Moie, posizione regolare, Moie, il palo! E si salva qui la Panormus, ha calciato benissimo Moie. Vederla partire, anche perché il traffico in area è abbastanza intenso. Punizione di Bellingardo, raso terra, la blocca addirittura la Fata, ma la palla è entrata e allora Panormus avanti, vince l'effetto sorpresa scelto da Bellingardo, non riesce a tenerla la Fata e allora alla mezz'ora si sblocca la partita con la Panormus che passa a condurre. Testa Geraci, poi altro colpo di testa a mettere fuori, sempre Geraci che non riesce a giocarla, poi Moie con questa palla che scende all'improvviso, la salva Prestigiacomo, ma qui pericolosa questa traiettoria, la partenza di La Corte che colpisce in pieno proprio il muro. Vediamo se riparte D'Amico, non un gran controllo, però alla fine riesce a passare, corre D'Amico, lungolina per Imperato che arriva sul pallone, Imperato ingresso in area, Imperato uno sguardo e mezzo e evita qualcosa di peggio rischiando l'autogol. Qui Casisa in 4 della Panormus, è uno schema, palla rasoterra che rimane lì, conclusione, respinta con i piedi, poi azione che non è finita con il cross, colpo di testa di Provenza sopra la traversa, doppio tentativo Panormus. C'è un colpo di testa, la speranza è che la pioggia possa anche diminuire di intensità. Intanto Imperato con il salvataggio da parte di La Fata, occasione subito tra Bellingardo e lo stesso Francesco Casisa, con Moie che dall'altra parte prova ad autolanciarsi, Moie, conclusione, pallone sul fondo dall'altra. Punizione Panormus con Mattaliano che scodella verso l'area di rigore, Rampulla la spizza, in qualche modo pericoloso, palla bloccata, opera Lo Piccolo della rimessa, palla direttamente verso l'area, Moie prova a toccare, poi conclusione e il pareggio della Vis è proprio Mortillaro che è andato a calciare di forza con il destro, minuto 63, 1-1. C'è il fischio dell'arbitro, Rampulla con la palla scodellata sul secondo palo, colpo di testa in qualche modo La Fata, anche sull'intervento tentato da Bellingardo. Rush finale in arrivo di questa partita, inaspettatamente equilibrata, pallone nell'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori, sui piedi di Quattrocchi che colpisce la traversa. Fischia l'arbitro, Rampulla pronto a battere, scodella sul primo palo, Mattaliano, il gol della Panormus che torna in vantaggio. Ci pensa il suo capitano, ancora su una palla inattiva. Nel primo tempo una punizione diretta, questa volta colpo di testa vincente di Mattaliano e allora 2-1. Lancio che viene deviato, poi Sollena prolunga, arriva per primo Profeta ma c'è Ciulla che gioca in avanti, controllo di Quattrocchi, poi conclusione che si perde fuori, sfiora forse il palo qui lo Iacono. Moie di testa, poi prolunga Quattrocchi, ma è finita la partita e ha vinto la Panormus. Tanta sofferenza, ma alla fine 3 punti per la squadra di Lo Giudice